Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera a tutti, eccoci qua per la festa della liberazione. Oggi, Rossella, è il 28 aprile. E quindi siamo reduci No, dai festeggiamenti. Venezia è stata liberata il 28 aprile, quindi ci siamo dentro fino Mi al hai collo. colto in fallo, che non si vede subito che non so veneziana. Ok. Padova forse qualche giorno prima o qualche giorno dopo, no, forse qualche giorno prima. Va bene, insomma, comunque dalla fine di aprile in poi tutte le città vengono liberate. Quindi Si Mea liberano. libera liberano. tutti. E quindi anche oggi puntata un Da po'... chi si liberano, ripassiamo perché ogni tanto qualcuno perde i pezzi, dall'occupante nazista. Nazi fascista. Nazi perché- fascista, Esatto, precisiamo. precisiamo tutti i due apparati. Bene, avete fatto un bel ponte, ce ne sono altri di ponti da fare, non quello di Salvini, del ponte di Messina, ma altri ponti molto più gradevoli. È finita anche la sigla, andiamo col primo brano che chissà chi sarà. Giovanni telegrafista e nulla più, stazioncina povera, c'erano più alberi e uccelli che persone, ma aveva il cuore urgente, anche senza nessuna promozione, battendo, su un tasto solo. Ellittico da buon telegrafista, tagliando fiori, preposizioni, per accorciar parole, per essere più breve, nella necessità conobbe Alba, un'alba poco alba, neppure mattiniera, anzi mulata, che un giorno fuggì, unico giorno in cui fu mattutina, per andare a abitare città grande, piena luci, gioielli. Cercare Alba ogni luogo, provvisto telegrafo. Quando invecchia com'è dolorosa l'urgenza, Giovanni telegrafista è nulla più, per le sue mani passa mondo.
mondo che lo rese urgente, crittografico, rapido, cifrato. Passo a prezzo caffè, passo matrimonio Edoardo VIII, oggi duca di Windsor. Passarono cavallette in Cina, passò sensazione di una bomba volante. Passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia. Matrimonio Alba con altro. Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente, non disse parola, solo 3 rondini nere, senza la minima intenzione simbolica, si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba è urgente. Eccoci di nuovo qua, Rossella, con la nostra mongolfiera. Stiamo trasvolando l'Italia per andare dove ci porta la nostra mongolfiera? Puntiamo sulla capitale. Andiamo a Roma. O Roma o morte? Beh, insomma, non esageriamo. Ecco. Allora siamo a Roma. A Roma andiamo da Emergency e troviamo Maura Morgini. Buonasera Maura. Buonasera a voi, buonasera Gianluigi, buonasera Rossella, buonasera a tutti. Allora, grazie per essere salita a bordo con noi. Maura è una volontaria di Emergency, ci diceva da tantissimi anni, complimenti veramente. Sì. E l'abbiamo chiamata per illustrare una campagna, insomma, che ci sembra molto importante e che ci teniamo ad aiutare a diffondere. Ecco, che è una campagna che il titolo è Ripudia la guerra, no? Esatto, Rossella, è una campagna ripudia, la scritta, come dire, al posto delle I si trovano 2 numero 1. Quindi ripudia viene scritto con 2 numeri 1 che in realtà, come dire, richiamano e svelano il ripudia. Ripudia nasce dal ripudio della guerra di Emergency e si richiama all'articolo 11 della nostra Costituzione. L'articolo 11 che ripudia la guerra come strumento di risoluzione di conflitto tra i popoli. È un articolo 11 come la nostra Costituzione, nato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Oltretutto il termine, la parola che è stata utilizzata nell'impostare questo articolo che ripudia la guerra è importante, perché non è rinunciare, non è non ricorrere, è ripudiare. L'Italia che usciva dalla guerra la conosceva, l'ha conosciuta e l'ha sofferta e l'ha subita la guerra, quindi i padri e le madri costituenti sapevano esattamente dove sarebbe dovuto andare questo nuovo paese che stava nascendo, verso un mondo dove la guerra non facesse parte di questa Costituzione. Quindi è il ripudio, conoscere e quindi conoscere e non volerla mai più. Torniamo adesso. Ecco, no, è un verbo che a me piace perché non è passivo, no? Cioè no. È una cosa attiva, ecco, che insomma che abbiamo nella nostra Costituzione ed è un termine molto prezioso, credo. Assolutamente. E oltretutto è proprio, cioè non è scritto lo Stato, il paese, la nazione, l'Italia ripudia la guerra. In questo modo è molto affermativo, è molto forte, come dici tu, è proprio... E questo è, come dire,
negli ultimi anni ci troviamo in situazioni, insomma, Emergency le conosce bene perché è nata 31 anni fa per curare le vittime delle guerre. Rimanendo nel nostro contesto europeo, negli ultimi anni, negli ultimi periodi, stiamo assistendo a un peggioramento, sia a livello verbale, ma anche e soprattutto a livello di atti e a livello proprio di coinvolgimento nei conflitti, fino ad arrivare al punto che è veramente molto diffuso, se ci pensiamo, la consapevolezza e il concetto che quelle che stiamo vivendo attualmente, apro una piccola parentesi, in questo momento nel mondo ce ne sono 59 di conflitti aperti. Noi che siamo in Italia, noi che siamo in Europa, ne abbiamo uno sopra di noi, altri sotto di noi, ed è un mondo che si sta, come dire, è un mondo in conflitto. Quindi forse Emergency ha pensato che fosse arrivato il momento di fare qualcosa, non ha potuto più, tra virgolette, non tacere, perché curare le vittime delle guerre vuol dire anche denunciare, raccontando quello che succede nei paesi dove Emergency c'è. Di conseguenza, in questa situazione internazionale molto delicata, dove, come dire, l'escalation verso i conflitti è diventata sempre più opprimente e ossessiva, semplicemente stabilendo che non è possibile fare diversamente. La guerra è inevitabile, il linguaggio della guerra è inevitabile, ineluttabile, invece no, la guerra è sempre una scelta. Quindi ritorniamo a quell'articolo 11 e nasce la campagna Ripudia a fine 2024. Ascolta Maura, quanto credi che questa campagna Ripudia la guerra, appunto, vada a interpretare un sentimento abbastanza diffuso nei cittadini o che sia una cosa così un po' marginale alla quale aderiranno i soliti così idealisti che non hanno capito che ormai bisogna solo avere le armi? Ma guarda Rossella, intanto da quello che in questo anno e mezzo, come dire, abbiamo verificato è che la campagna che è partita, come dire, è partita rivolgendosi più che come dire, alle persone, agli individui, è partita cercando di coinvolgere gli enti, le istituzioni. Siamo partiti invitando i comuni d'Italia e ad oggi più di 650 comuni hanno aderito alla campagna Ripudia, più di 300 enti culturali, siamo arrivati quasi a 1500 istituti scolastici. Questo che vuol dire? Questo vuol dire che all'interno, cioè dove c'è un comune che aderisce a una campagna che ripudia la guerra, ci sono cittadini che fanno parte di quel comune, ci sono scuole che si aderiscono, hanno all'interno alunni che sono sensibili a questi argomenti. Ecco, noi, come dire, possiamo dire che l'Italia e gli italiani la guerra la ripudiano. Continueremo la campagna, purtroppo al momento non si può dire che abbia una conclusione. È un percorso che continua con l'obiettivo proprio di creare una comunità di cittadini in grado di alzare la voce, di farsi sentire e far sentire la propria contrarietà alla guerra. L'ultima, la più recente operazione all'interno di questa campagna a cui teniamo moltissimo e teniamo che, come dire, speriamo che di essere tanti a sottoscrivere questo appello, è appunto è un'operazione online che è stata lanciata qualche settimana fa. In pochi giorni ha raggiunto già più di 70.000 firme ed è un appello all'obiezione di coscienza. Si chiama Io obietto la guerra. È appunto un invito a unirci tutti quanti
cittadini e a ripudiare e obiettare contro, per esempio, questa, come dire, ultimamente da un paio di mesi abbiamo sperimentato che sappiamo che da parte del Ministero, come dire, il Ministro Crosetto ha anticipato il ripristino della leva militare. Che suona abbastanza anacronistico, no? Ma Cioè, così, alle nostre orecchie, ma come qua, la leva militare oggi? Per andare dove? A bombardare chi? per andare dove, appunto? Cioè, noi siamo un paese che ripudia la guerra. Dal 2005 noi si pensava che magari fosse stata abolita. No, è sospesa e la leva militare può essere ripristinata in caso di gravi situazioni di attacco verso il paese o di gravi situazioni. Questo è un paese che deve essere, come dire, indirizzato verso uno stato di pace, non certo uno stato di guerra, perché questo che vuol dire? Intanto condizionare anche il futuro dei ragazzi. Non dimentichiamo che per le persone più giovani, per esempio dal 1972, che è un argomento importante, nel 1972 come dire, al servizio militare, alla leva obbligatoria, si è affiancato l'obiezione di coscienza, il servizio civile alternativo. Nasce così, che poi non è nato anche a seguito, come dire, di anche conflitti, processi. Ci sono stati giovani anche condannati per aver rifiutato, per aver fatto obiezione di coscienza, ma per fortuna poi l'obiezione di coscienza è entrata nelle possibilità. Fino al 2005 che è stato abolito, è stato sospeso il servizio militare e addirittura ogni anno con il servizio civile universale che adesso è operativo, più di 150.000 ragazzi fanno domande, ma solo un terzo delle possibilità. Ci sono posti disponibili solo per un terzo di loro. E ripristinare la leva militare vuol dire comunque abbracciare completamente una re-escalation di economia militare, di coinvolgimento economico militare. Allora, magari, ecco, sull'economia militare mi pare che ci siamo già dentro con tutti i piedi, no? Nel senso... D'altronde sì, d'altronde davanti a queste situazioni internazionali di conflitto, Emergency tra l'altro, come dire, è presente a Gaza, è presente in Ucraina, è presente in Sudan, che sono 3 scenari di guerra aperta. L'Europa e l'Italia hanno imboccato 2 strade che sono opposte a, come dire, sono strade che parlano esclusivamente dell'ineluttabilità della guerra, che è quella da un lato l'aumento delle spese militari. Ancora non abbiamo i valori per il 2025 perché Emergency e non soltanto prendiamo i dati di un'agenzia per la pace di Stoccolma che si chiama SIPRI, ma per il 2024 l'Italia ha speso 32 miliardi di euro, che sono soldi che non vanno alla scuola, che non vanno alla sanità, che non vanno alla sanità, ed è una cifra enorme per noi cittadini, 32 miliardi, no? È una cifra enorme che intanto toglie, come dire, la possibilità e diritti alle persone, perché i diritti delle persone sono il diritto di vivere una vita sana, una vita dignitosa, una vita istruita, una vita di benessere. 32 miliardi sono tanti e quindi da un lato l'Europa e l'Italia rispondono con un aumento della spesa militare e dall'altra, in alcuni paesi europei la leva è già stata ripristinata. Abbiamo visto.
Ma E io non so, mi chiedo un ragazzo di oggi che fa l'università o che lavora o che sceglie di fare un periodo all'estero, che si vede arrivare una cartolina e secondo me pensa di essere nella macchina del tempo ed essere ritornato, non so, agli anni 50. Cioè, è probabile, anche perché è vero che al momento, come dire, l'obiettivo del Ministero è quello di raggiungere negli anni, aumentare di 100.000, come dire, figure militari la struttura militare italiana. Al momento, come dire, le richieste o le possibilità per la leva si rivolgono, come dire, sono volontarie, cercano circa sì. 7.000 persone l'anno. E se questo non accade, di conseguenza ritorno a come dire, a questa azione di ripudia, di questa azione di obietto la guerra. Se siamo tanti davvero come dire, a alzare la voce e a dire che tutti quanti noi obiettiamo la guerra per l'obiezione di coscienza al ripristino di questa della leva militare. Ecco, questo è un modo per, come dire, perché l'Italia possa esprimere quello che pensa veramente della possibilità di tornare indietro, come dicevi giustamente tu prima, tornare indietro a qualcosa che è veramente anacronistico. E noi teniamo molto a questo appello, Io obietto la guerra, ci teniamo che venga diffuso, Ascolta, quindi noi cittadini che cosa possiamo fare? Possiamo firmare questo appello per l'obiezione di coscienza per non ripristinare la leva obbligatoria. Esatto, siamo tutti obiettori. Siamo tutti obiettori. Possiamo diffondere la campagna fra i nostri contatti. Esatto, www.ripudia.it è facilissimo. In questo periodo la pagina del sito di Ripudia si apre direttamente sull'azione Io obietto la guerra, quindi si firma. Sì, e quindi i numeri aumentano in tempo reale. E poi è importante fare un passaparola, perché poi se siamo tutti connessioni, cioè se riusciamo tutti a connetterci, a connettere chi magari in questo momento magari non si è ancora soffermata sulla pericolosità di questa prospettiva, è importante. Sai, allora c'è un sistema di autodifesa molto facile, siccome sono ormai anni che abbiamo scene di una distruzione feroce, di una crudeltà paurosa nei confronti di cittadini inermi, il modo più facile, più veloce per difendersi è voltarsi dall'altra parte. Per cui che è anche comprensibile da un lato, però bisogna anche rendersi conto che purtroppo siamo coinvolti nostro malgrado, ecco. Quindi Questo è vero, però se noi la vediamo da un'altra prospettiva, in realtà noi cittadini abbiamo già la risposta, cioè davanti alla possibilità del ripristino della leva militare o davanti alla possibilità e come dire, alla direzione di conflitto, alla direzione che fa prevalere l'azione militare all'azione diplomatica, all'azione che è quella che dovrebbe avere l'Italia. Noi una posizione ce l'abbiamo perché davanti alla possibilità di tornare a una leva militare, noi cittadini ci rifacciamo all'obiezione di coscienza per il ripristino della leva militare e abbracciamo l'azione degli obiettori di coscienza. certo. La risposta ce l'abbiamo. Bene, io invito a seguire appunto la pagina, il sito internet di Emergency. Io ho già preparato la nostra
Il bollino da mettere sulla nostra pagina Facebook di Radio Nostra l'ho già messo col bollino rosso ripudia la guerra Radio Nostra. Quindi invito tutti, ci sono tante possibilità di scaricare loghi, di scaricare banner e di pubblicizzare, insomma, questa, questo progetto di emergency che mai come adesso, no? È giunto il momento di aderire, di fare e di muoversi. Sì. Sì, sì, intanto grazie. Ecco, capire che ciascuno di noi, anche in questo, nel suo piccolo qualcosa può fare e unirsi ad altre persone e creare una, come dire, una voce più alta. E anche aiutare nei comuni per questa iniziativa, no? Di rendere il comune libero dalla guerra, ecco, perché è un'iniziativa anche questa molto Sì, bella. è bella anche l'idea dello spazio di pace che Lo, avete, no? Che avete lo spazio di adottato. pace è il passo Ah, successivo. mm, Lo spazio di pace si crea insieme, dove un comune che ripudia la guerra non ferma la sua attività al ripudio della guerra. Un comune che ripudia la guerra, per esempio, può creare uno spazio di pace all'interno delle proprie attività, semplicemente ci sono diversi esempi. All'interno di uno degli assessorati, affidare a uno degli assessori presenti anche, come dire, l'assessorato alla pace. Quindi essere attenti alle collaborazioni che ogni ente porta avanti e quindi mettere da parte collaborazioni che ha con ditte, con enti che abbiano magari a che fare con l'industria delle armi. Certo. Questo è qualcosa che un comune che ripudia la guerra può portare avanti. certo. E non solo i Speriamo comuni, che ma anche sì. le associazioni e tutti i vari Anche le enti associazioni, gli possono enti, aderire, esatto, a questa attività. ma anche i singoli Sì, cittadini all'interno. Questo sito ripudia in realtà creare uno spazio di pace o attivarsi. C'è anche la possibilità, per esempio, di attivarsi come dire, cittadinanza attiva. attiva di monitoraggio. Mm, L'attività di monitoraggio all'interno delle città, dei paesi, di cittadini consapevoli e responsabili che monitorano il tipo, per esempio, di interventi che si fanno nelle scuole da parte dei militari oppure le Eh, industrie. eh, E questo è qualcosa a cui si può partecipare come cittadini. certo. E, Sì, ne abbiamo parlato l'anno scorso, appunto, sì. dei militari invitati nelle scuole, insomma. Sì. sì, ma perché d'altronde il messaggio che vogliono che prevalga è questo, è storicamente famoso: se vuoi la pace, prepara la Mm. guerra. Sì, A noi, come dire, noi che siamo contrari alla guerra, siamo accusati di essere quasi dei sognatori. Mi fa molto strano. Io sono molti anni che sono volontaria di Emergency, leggo, conosco le realtà. Come si può definire sognatore chi, come dire, in 31 anni ha visto più di 14 milioni di persone nei propri ospedali, ha cercato di ricostruire vite distrutte dalla guerra e non certo, è. Quindi credo certo. che tutti noi questo lo dobbiamo dire forte. Grazie Maura, No, non lo... abbiamo finito. Ci sono No, anche dei abbiamo finito. numerini da dare. Il 971 471 10155 è il tuo 5 per 1000 di emergency, visto che siamo, no, Assolutamente. in fase Siamo di in tempo di... dichiarazione di redditi. Grazie Gianluigi. Grazie. Bene, grazie mille Maura e Grazie a magari ci voi. risentiremo più avanti.
per altri certo, temi. teniamoci in contatto. Certo, Anche ok. per sentire come sta andando la campagna. Grazie, buon Gra- lavoro Grazie mille. e E buon buon lavoro a viaggio, te buon e a viaggio. voi. Sì, noi adesso dobbiamo svolazzare in giro. Adesso andiamo a Torino adesso. Bene. Al momento il traffico E lì verso anche è Torino è molto pericoloso come in scarso. Emilia. Il percorso più veloce richiede circa Ecco, così è perfetto. Se mi fissa la storia resta, se non va la musica basta, se non gira il sogno parte ma si ritira, se spingo oltre. Bella festa vuol dire vado nella testa, non è nel cuore che resta fermo eppur si muove. Certo, così è perfetto, nel cielo curve di colore, nuvole fisse come le ore, brucia la terra ma sposto il sole. Follia ed è tutto vero, di un mattino cielo arancio, di una via nero di china, di una viola da ragazzina tra sospiri in fotogrammi e profili nella memoria, più certezze mai niente in mano, testa ferma vado lontano ora. Lingua secca, tante parole, piedi a terra tra gli universi che oltrepassi e non resta traccia. Ti nascondi ma sulla faccia mostri segni. Sì. Certo, così è perfetto, nel cielo curve di colore, nuvole fisse come le ore, brucia la terra ma sposto il sole. Ecco, così è perfetto. Perfetto. Eccoci qua nuovamente in giro con la nostra mongolfiera. Rossella, adesso torniamo o andiamo a Padova. A Padova ci siamo stati tante volte, no? E nel nostro cestello chi abbiamo? Abbiamo Gianluca Stefani che ci raggiunge nel nostro cestello della nostra mongolfiera. Ben arrivato Gianluca. Ciao Gianluigi, ciao Rossella, grazie per l'invito e salgo sul cestello, insomma. Sì, vieni perché Benvenuto a bordo, guarda che è comodissimo, vero? è Perfetto. comodissimo e poi sai cosa? Da qua in alto si possono vedere tutti gli alberi che ci sono nella zona per avere una certa memoria, perché fra 10-15 anni lo scenario sarà lo stesso? Io credo che la mongolfiera vedrà molto meno verde e tanto più grigio, quel marroncino un po' deserto, forse anche se magari sono un po' esagerato, ma sicuramente vedrà molto cemento, molto grigio cemento in più purtroppo di quello che stanno posando, di quello che continuano a consumare
Poi vediamo sempre però a ridosso delle elezioni queste amministrazioni che arrivano e promettono che fermeranno il consumo di suolo, che per loro il verde è fondamentale, quindi dovrebbero salire anche loro forse Forse su sulla questa mongolfiera mongolfiera. Allora, per per rendersi conto di tutto che città hanno sì. trasformato non solo Padova, ma tutte le nostre città un Allora, po' della penisola. abbiamo chiamato appunto Gianluca perché, fa parte di ONDA, che è Organismo Nazionale Difesa Alberi, è tra i promotori di questa associazione che raggruppa, no, tante associazioni in tutta Italia. Raccontaci un Esatto, attimino l'ONDA che cos'è. sì. Allora, praticamente Onda è nato circa 2 anni fa e è nato da un gruppo di cittadini volontari che erano cittadini e cittadine volontarie che erano stanche di vedere gli abbattimenti di alberi sani anche per la maggior parte nelle loro città e quindi siccome non trovavano risposta nelle associazioni esistenti, perché purtroppo esistono sì delle associazioni come Legambiente, l'IPU, WWF, Italia Nostra, ma a volte queste associazioni non riescono a fornire una risposta concreta, purtroppo. Quindi Onda ha detto facciamo da noi, insomma, inventiamoci qualcosa e vediamo se riusciamo a fare. Siamo partiti in 7 e poi ci siamo allargati e teniamo al nostro interno circa 200 comitati provenienti da tutta Italia, da nord a sud, perché l'Italia è unica e in tema di ambiente e salute non si deve assolutamente dividere e neanche per le altre cose, ma in particolare per l'ambiente e la salute è di tutti e quindi non dobbiamo dividerci. E poi ha cominciato a conoscere anche vari esperti delle istituzioni nel campo dell'arboricoltura, ma non solo, perché abbiamo trovato al nostro interno anche ingegneri idraulici, perché ovviamente c'è anche un problema di abbattimento degli alberi lungo le sponde del fiume, che qualcuno Mh. dice che dopo succedono quei disastri che abbiamo visto in Emilia Romagna quando è successa L'esondazione. quell'alluvione, quei fenomeni estremi e si è data la colpa agli alberi, quando in realtà non è proprio così. Quindi diciamo che Onda è neanche un'associazione perché noi ci facciamo chiamare una rete di Mh. comitati, proprio perché noi non vogliamo raccogliere neanche, ad esempio, il 5 per 1000 per non entrare in antipatia con altre associazioni. Il nostro scopo non è quello, il nostro scopo è diffondere una nuova cultura ambientalista e un'educazione ambientale. Sì, sì, mettere in rete i vari comitati e le varie associazioni su Esattamente. questo problema dei tagli degli alberi che ultimamente o perché devi fare la pista ciclabile o perché devi fare la linea del tram o per altri motivi ne vengono abbattuti tantissimi, no? Abbiamo visto a Belluno, ho visto il tuo servizio. Esattamente, Mh. ne vengono abbattuti tantissimi. Il PNRR purtroppo ha fatto una strage, ha dato mano libera alle amministrazioni e tra l'altro ha abolito anche certi reati come l'abuso d'ufficio che adesso l'Europa ci sta richiedendo di rimettere. Guarda caso però è stato sospeso nel periodo del PNRR. Eh sì, perché Nonostante nel PNRR ci fossero anche dei vincoli che dovevano essere rispettati e non si capisce perché non ci sono stati i controlli da parte dell'Unione Europea, che ha anche lei purtroppo le sue colpe, perché nel momento in cui tu dai questi soldi a pioggia, ma senza verificare che questi soldi vengano spesi bene, beh, allora anche tu diciamo che hai fatto la tua parte. Quindi questo è stato un grandissimo problema e ha ingigantito anche la questione della poca trasparenza che già c'era, ma in questa maniera si è ingigantita veramente tanto anche con il discorso degli appalti, il discorso di dove andava a finire questo legno, perché abbiamo visto delle centrali a biomassa che è mh. uno dei problemi più grandi, forse legato all'abbattimento degli alberi, che praticamente vengono autosostenute, cioè vengono sostenute dallo Stato perché non è che
che generano ricavi. Quindi lo Stato sostiene la combustione del legno, insomma, la produzione delle biomasse. Queste però deriva da una direttiva europea, perché è dal 2013 che la biomassa è stata dichiarata energia rinnovabile. Mm. E adesso ci accorgiamo che in questo periodo dove l'energia è sempre più cara e abbiamo bisogno, perché purtroppo non abbiamo fonti rinnovabili in modo tale da garantirci il fabbisogno energetico. Sul gas siamo anche in difficoltà, viene incentivato ancora di più le biomasse e questi sono i risultati. Ci troviamo le nostre città sempre più desertificate, i nostri boschi che cominciano anche loro a trovarsi in difficoltà. E se non capiamo che bruciare il legno non è la soluzione assolutamente, Certo. andremo verso quel paesaggio deserto e cementificato che speriamo di non Ascolta, ammirare ma mai. le amministrazioni non sono sensibili a questo problema? Allora, le amministrazioni a parole sembrano molto sensibili, che sì, per loro il cambiamento climatico, il verde è importantissimo perché i cittadini devono respirare aria sana, devono godersi l'ombra in estate, però poi Di c'è il fatto, discorso delle isole di calore, perché gli alberi diminuiscono anche il fenomeno delle isole di calore. A Padova, tra l'altro, è uscito uno studio proprio l'altro giorno che individuava il problema delle isole di calore. Allora io vorrei dire anche a questi esperti, ma dove siete stati prima quando stavano abbattendo quei più di 17.000 alberi che a Padova, ad esempio, ma io vi potrei citare anche i numeri di Roma che sono ancora più emblematici, perché dal 2021 al 2025, in 4 anni, 40.000 alberi sono stati abbattuti. Ecco, allora voi dove eravate quando sono successe tutte queste cose qui? Quindi le amministrazioni a parole o quando vanno ai convegni, diciamo, gli piace parlare di verde, gli piace dire quanto sono verdi sono, quanti alberi hanno piantato, ecco. Poi c'è anche questo discorso qua, perché le amministrazioni pensano che il parametro per giudicare quanto sostenibili o quanto verdi, green siano, sono i nuovi alberi, quando in realtà non dovrebbe essere il nuovo albero il parametro per giudicare l'amministrazione, quanto sostenibile è stata l'amministrazione, ma la copertura di chioma. Quanta chioma in più tua amministrazione hai dato? Che percentuale? Ho dato Certo, più anche del perché 5%? i nuovi alberi, insomma, spesso vedi degli alberetti proprio che ci metteranno Esattamente, 30 anni a diventare alberi. non solo, di 10 che ne esattamente. impiantano ne sopravviveranno 2, 3, È proprio perché, così. perché poi ci Tantissimi vuole, muoiono. esatto. E quindi uno non vale uno per gli alberi. No. Eh, Allora ti dico quanto uno vale 3.000. ecco. Secondo La l'agronomo più la domanda importante te a l'ho fatta livello apposta. lo so, immaginavo. Secondo l'esperto agronomo più importante a livello nazionale, ma non solo, europeo e mondiale, dice che per sopperire la produzione in termini ecosistemici, salutistici, che le funzioni che un albero con più di 70 anni dà attualmente, ci vorrebbero 3.000 nuove messe a dimora. E quindi quando tagliamo un albero pensiamo che per sostituirlo ce ne vogliono 3.000. Forse così allora capiremo quanto importante è quell'albero adesso da salvaguardare. Ascolta, ma i cittadini cosa possono fare concretamente? Allora, i cittadini possono fare molto in realtà. Io sono partito da zero praticamente facendo un, un video su Facebook dove mi seguivano 5 gatti, 6 gatti. Quindi, nel senso, il cittadino ha un grande potere, quello di ribellarsi, quello di non accettare lo status quo, di non accettare
la condizione che gli viene imposta dall'alto è quella di farsi delle domande, perché tante volte le persone non si fanno nemmeno le domande: ma perché abbattono questi alberi? Ma dove vanno a finire questi alberi? Ma perché il comune non mi pubblica i dati della perizia? Perché non, cioè lo dice l'esperto, ok, va bene, ma è vero questa cosa qui? Cioè basta che un E esperto mi l'esperto chi dica, è? Chi è l'esperto? Perché non si sa neanche il l'esperto chi nome è? Esatto, dell'esperto. basta che guardandomi l'albero a occhio, diremo in Veneto, mi dice questo traia, questo tieni su. Cioè, no, anche no, insomma, ci vuole sempre quel meccanismo scientifico. Poi gli esperti hanno studiato e bisogna anche, diciamo, riporre la nostra fiducia in loro, ma questa fiducia, dopo quello che sta succedendo, dopo quello che si è dimostrato succedere, che alberi sani vengono abbattuti per un business, adesso devono dimostrarci che stanno facendo le cose in maniera fatta come in maniera di Dio comanda, ecco, insomma. Un altro problema perché l'albero rimanga sano sono le potature. Quindi no, Eh. nelle città si vedono delle potature oscene, no? Terribili, delle potature terribili, e tra l'altro in tantissimi comuni italiani non esiste ancora un piano del verde, e questa è una delle cause per cui queste potature selvagge, dette anche capitozzature, le vediamo sempre più spesso. Inoltre c'è una legge che vieta, sì, che dice che la capitozzatura è illegale, però non viene fatta rispettare anche perché non c'è una sanzione, non prevede una sanzione. Una legge che non prevede una sanzione, allora non si Non la capisce a che fai cosa serve. rispettare, no? Esatto. Esattamente. E tra l'altro quelle che ci sono adesso in pochi comuni dovrebbero essere inasprite molto di più, perché adesso sono 200 euro a pianta. Per una ditta che guadagna milioni di euro, centinaia di migliaia di euro, sono briciole. Se già glielo metti a 5.000 euro ad albero, ecco, allora si potrebbe fare molto di più. Cominciano a Quindi ci stare un po' più accorgiamo di queste attenti. Mm. esatto, starebbero molto più attenti, anche Ecco. perché questa capitozzatura consiste proprio nella rimozione in dei tagli orizzontali e nella rimozione delle branchie principali, quindi si toglie praticamente non solo l'estetica all'albero, perché poi quest'albero qui non raggiungerà mai più la sua forma originale una volta capitozzato, ma gli si toglie la dignità, ecco, Certo. Oltre che anche la l'anima. forza, no? Cioè Esatto, dopo e lo si diventano piante indebolisce. più fragili. Io un, Esatto, inco- e lo si indebolisce sempre di più. io un incontro sulle potature che avevamo organizzato, alla fine del discorso è venuto fuori che la potatura migliore è la non potatura. Sono d'accordo. Sposo in pieno questa teoria. Vabbè, anche perché c'è un valore dell'albero che viene poi diminuisce il valore dell'albero stesso anche in termini economici, perché anche se vogliamo metterlo dal punto di vista economico su una città, un albero di una certa valenza, di una certa grandezza ha un certo valore anche economico, e quindi far morire un bell'albero, un grande albero, c'è anche un danno economico. Assolutamente, e tra l'altro si può anche calcolare, perché adesso ci sono dei software moderni che ti calcolano sia il danno paesaggistico, diciamo, ma anche quello fatto alla salute, perché anche se certi amministratori dimenticano di ricordare che gli alberi assorbono PM2,5 e PM10, che sono il particolato più pericoloso, in particolare il 2,5, perché è quello che si va a infiltrare nei polmoni, perché è il più piccolo. Gli alberi assorbono anche questo inquinamento qui, quindi aiutano a migliorare la salubrità delle città. Si possono calcolare quindi i danni causati, tra l'altro è un albero monumentale, addirittura qualcuno parla di 100.000 euro di danno,
e praticamente non dico che tutti gli alberi nelle nostre città sarebbero monumentali, ma quasi, anche perché esiste un articolo 10, una legge, un articolo 10 del Codice dei beni culturali che dice che gli oggetti o i beni mobili o anche gli alberi, insomma, che insistono su un filare o su una strada con più di 70 anni sono tutelati, sono monumentali o legis. Mm. Quindi c'è questa cosa qui, però le sovrintendenze, che purtroppo anche loro, insomma, non fanno abbastanza bene forse il loro lavoro, visto gli scempi che stiamo assistendo in tutta Italia, e non solo per gli alberi purtroppo, dovrebbero imparare anche ad applicare questo articolo qui. Solo che poi risulta difficile perché i carabinieri forestali molto Sono spesso, anche pochi. quando vengono sono pochi e sono pigri. Mm. Anche questo purtroppo bisogna Io direi dirlo. più che altro son pochi, perché devono valutare un territorio ampio, grande, e quindi è Esatto. difficile. C'è la legge anche su un albero per ogni bimbo nato che i vari comuni non seguono. Ecco, infatti c'è Mh. anche questa, e poi c'è anche la legge che in questo periodo è molto di moda, che però non viene rispettata neanche questa, che è la legge sulla tutela del periodo della nidificazione, Certo. che va dai primi di marzo a fine agosto, inizio settembre. Mh. Però i comuni continuano a tagliare lo stesso, e questa tra l'altro è una legge europea che poi viene ripresa a livello nazionale, però vediamo che le leggi vengono fatte per essere ignorate, a questo punto ci viene da dire. Poi anche qui ci sarebbe da parlare molto sulla sanzione, perché a meno che non ci sia un nido proprio presente sull'albero con gli uccellini dentro e lo devi testimoniare, allora lì si ricadrebbe sul reato penale. Anche se anche là mi han detto che non è proprio così facile, ecco, e quindi vanno rivisti tutti questi meccanismi in modo tale da disincentivare queste pratiche scorrette di tagli e di abbattimenti indiscriminati, ecco. Va bene. Ma io Sì, volevo chiedere un'ultima sì. cosa, ma secondo te è una questione di pigrizia mentale o perché abbattono questi alberi? Adesso, a parte situazioni molto particolari dove forse non c'era alternativa, ma sono molto poche. Ecco, in tutti gli altri casi è pigrizia mentale o perché si procede in modo così dissennato, possiamo anche dire, no? Beh, allora, noi praticamente, crediamo che dietro l'abbattimento di tutti questi alberi, questa mattanza di alberi che è stata fatta, esista un vero e proprio business. Un business legato al discorso del cippato, delle biomasse, ma anche per la realizzazione di mobili. Pensate che noi a Padova abbiamo avuto un caso di un albero che è stato abbattuto nel periodo di Ferragosto, il 13 agosto, e qualcuno, e cioè l'assessore stesso ci ha detto che l'albero è stato abbattuto per sbaglio. Quando abbiamo sentito questa cosa qui, abbiamo detto: aspetta, cosa sta succedendo qua? E abbiamo scoperto tantissime altre cose, perché intanto abbiamo scoperto noi, perché l'assessore non ci aveva detto nulla, che l'albero non era stato abbattuto nel periodo di Ferragosto, ma era stato abbattuto 2 mesi prima. Poi abbiamo scoperto che l'albero non era finito in discarica, come dicono e come viene scritto sempre dai dirigenti del Verde, ma l'albero era finito in una legnaia padovana. Poi abbiamo scoperto inoltre che in questa legnaia padovana erano finiti quasi tutti gli alberi del tram, ad esempio, e quindi diciamo che abbiamo presentato un bel esposto. Poi ci sono anche altre cose che abbiamo scoperto di questa legnaia, e quindi alla fine abbiamo fatto un bel esposto in procura, che però non è ancora archiviato perché non è arrivata nessuna notifica, ma è ancora là. Poi ovviamente sul discorso delle biomasse, in questi giorni c'è stata una fine indagine di un'inchiesta
Blackwood, mi sembra, Catanzaro, che aveva individuato come delle cosche mafiose, diciamo, facevano affari, lucravano sulle biomasse e inoltre, oltre al legno, bruciavano materiali plastiche, gommoni, copertoni, quindi io credo che ci sia veramente poca trasparenza su questa cosa qua e che vada assolutamente tutelato. Poi c'è il discorso che gli alberi sono sempre secondari anche alle piste ciclabili. Vengono fatte queste piste ciclabili in mezzo a dei filari, che tra l'altro il filare dovrebbe essere una valorizzazione in più per la pista ciclabile, perché io sfido chiunque a volersi fare una pedalata in bicicletta Sotto il sotto sole. un sole di 40 gradi in piena estate, invece che farselo all'ombra, che tra l'altro è molto più bello, molto più sicuro e anche molto più piacevole, insomma. Bene. Bene. Bene, va bene, va male per una volta avevano tirato Va fuori il male. discorso dei 5G, che battevano gli alberi per le antenne 5G, che se no c'avevano poca copertura, perché in effetti la chioma dell'albero frena le onde elettroradio, lo le onde confermo. radio. Te lo confermo anche per il discorso che gli alberi hanno all'interno l'acqua Sì, sì, e sì. quindi l'acqua riesce a bloccare il segnale. Ma tra l'altro No, questa no, cosa ma qui viene sì, sì. scritta anche in dei documenti ufficiali del Ministero britannico e del Ministero americano, quindi No, ma basta vedere poi io non anche. credo sia solo questa No, la basta causa, vedere anche il Giro eh. d'Italia, quando ci sono le riprese del Giro d'Italia, quando ci sono le riprese video dalla moto che passa sotto a un filare di alberi, la trasmissione è disturbata e quindi dopo viene ripresa dall'elicottero. Tanto Esattamente. per capire che appunto gli alberi fermano le onde radio. Va bene, Gianluca, grazie. Se avete novità, noi siamo sempre disponibili a pubblicizzarle, a dare un po' di megafono alla situazione, all'evento, se si creano, oppure qualcosa che succede, siamo sempre qui, siamo sempre pronti con la nostra mongolfiera che dall'alto controlliamo. Io vi ringrazio molto per l'ospitalità e mi ha fatto molto piacere conoscervi, vi ringrazio e adesso allora per la mongolfiera devo buttare giù Adesso i- no, se butti giù i pesi noi saliamo ancora su, quindi vediamo un po' cosa facciamo. Giusto, bisogna... Sgasiamo un po' il pallone. Boh. Ciao In bocca al Gianluca. lupo. Ciao Gianluigi, ciao Ciao Rossella, Gianluca. viva il Ciao. lupo, in questi momenti li ammazzo. Esatto. Tre chiavi per una sola stanza, scegliene una e dal giusto verso ruotala piano. Sarà un diapason senza rumore nel silenzio della serratura. Delle chiavi diverse per forma e colore, di uguale grandezza, di uguale spessore. Scegliene una, non affidarti al caso, fissa lo sguardo oltre il nero della serratura. Dans le silence de la serrure, dans le silence de la serrure, dans
fessure, dal nero la luce, fessure, vestono ombre, era questo il mio mondo, ora è carta che brucia, che tra soffi di fumo scompare. Ho sentito rumore della serra, Eccoci qua nuovamente con la nostra mongolfiera. Rossella, voliamo subito a Roma. E chi troviamo a Roma? Chi ci sta aspettando? Abbiamo la dottoressa Federica Ferrario, che è la responsabile campagna agricoltura di Greenpeace. Greenpeace un po' la conosciamo, abbiamo già avuto ospite qualche altro referente per altri temi. E buonasera intanto Federica, Grazie, benvenuta a bordo. buonasera a tutti e a tutti, grazie per l'invito. E l'abbiamo chiamata perché vogliamo parlare con lei di allevamenti intensivi, allevamenti di animali da carne, come si dice? Sì, l'allevamento intensivo riguarda sia l'allevamento per, diciamo così, col fine di produrre carne, ma anche latticini, insomma, quando pensiamo anche alle stalle con vacche destinate ad esempio alla produzione di latte. E giusto per essere, diciamo così, chiari, visto che è un argomento molto vasto e complicato, quando usiamo il termine allevamento intensivo, visto che non ha una, diciamo così, una definizione ufficiale definita per tutti, per capirci non intendiamo l'azienda agricola che ha anche gli animali allo stato brado, comunque un po' di animali che sono utili al ciclo di produzione, ma parliamo dei capannoni di cemento dove animali sono stipati all'interno con poco spazio, spesso senza vedere la luce del sole, che fanno parte di quello che noi definiamo un ciclo di produzione industriale del cibo, quindi con impatti importanti dal punto di vista di ambiente e salute, ma ovviamente poi anche con problemi dal punto di vista del benessere degli animali stessi. Di che animali parliamo? Tanto per concretizzare un po' il discorso. Ma diciamo principalmente pensiamo ai bovini, pensiamo ai maiali, pensiamo agli avicoli. Questi, diciamo così, sono un po' quelli che tendenzialmente sono legati a questo tipo di produzione molto concentrata, molto intensiva, molto spinta. E ci sono anche in Italia questi allevamenti intensivi? Sì, certo, non ci sono a livelli, diciamo, di dimensioni come si possono ad esempio vedere negli Stati Uniti o in Cina, ma anche da noi abbiamo, faccio un esempio, abbiamo i capannoni dove abbiamo all'interno chiuso suini, dove abbiamo diverse migliaia di animali geneticamente molto simili, in spazi molto ristretti. È un sistema di allevamento intensivo che si concentra principalmente in pianura padana, quindi quando immaginiamolo pensiamo a Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, dove c'è il grosso di questo comparto. Giusto per fare un esempio, che forse insomma così il più eclatante della questione, nella sola Lombardia c'è oltre la metà di tutto il patrimonio suinicolo nazionale e circa un quarto dei bovini che alleviamo, per dare un'idea del livello di concentrazione che ci sono di queste strutture. E perché voi, Greenpeace, fa una campagna contro questi allevamenti?
Ma Greenpeace lavora per una transizione, quindi per un'uscita da questo modello, perché l'allevamento intensivo rappresenta un po' quello che non va di un certo modello di produzione di cibo, molto intensivo, industrializzato, che necessita di forti input esterni, di risorse, di input anche chimici e produce anche una serie di impatti a livello poi sia ambientale che sanitario che oggettivamente non ci possiamo più permettere. Faccio alcuni esempi per farmi capire meglio. Per dar da mangiare ovviamente a questo numero esorbitante di animali costretti in queste strutture, diciamo così, stiamo anche deforestando, per fare un esempio, magari qualcuno che pensa a un esempio lontano, però stiamo anche facendo la deforestazione in Sud America, perché andiamo a deforestare per far spazio a coltivazioni, a monoculture spesso come la soia, che diventano poi mangime per questi animali. Ma se veniamo qui da noi in Italia e in Europa, circa il 70% di tutto il suolo agricolo è utilizzato non per produrre cibo direttamente consumabile dalle persone, quindi pensiamo a pane e pasta per fare un esempio, ma per produrre colture che diventano mangimi. Il 70%? Il 70%. Se escludiamo le culture foraggere, quindi pensiamo solo ai seminativi, in Italia siamo intorno al 60%. Il 60% circa dei seminativi lo seminiamo per trasformarli poi in mangime. Questo insomma dà un po' l'idea. Dello squilibrio. Esatto, l'acqua necessaria a farlo, immaginiamo poi le sostanze chimiche utilizzate in queste coltivazioni, immaginiamo gli antibiotici che vengono utilizzati in questo comparto. Anche qui, giusto per fare un esempio, negli ultimi anni per fortuna è iniziato a scendere, però siamo intorno comunque a circa al 50% degli antibiotici che vengono commercializzati nel nostro paese vengono utilizzati nel comparto degli allevamenti degli animali da produzione. Il 50%. Esatto, e questo aumenta ovviamente anche il rischio di fenomeni di antibiotico resistenza che, come ci spiega l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono delle minacce più grandi che dovremo affrontare nei prossimi anni. Perché poi naturalmente questi antibiotici ce li mangiamo noi, li hanno mangiati i vitellini, ma no, poi... il problema è che diciamo l'animale non assorbe tutto l'antibiotico, quindi o attraverso la direzione o attraverso ad esempio l'acqua dove viene pulito, insomma, quando si puliscono gli allevamenti, i residui finiscono in ambiente, finiscono nei corsi d'acqua ad esempio, e quindi possono aumentare il rischio di creare diciamo così, popolazioni di batteri che a loro volta sono diventati resistenti a questi antibiotici. Ma anche... le emissioni sono diverse, perché poi bisogna pensare ad esempio appunto alle deiezioni stesse, no? Di tanti animali così concentrati in poco spazio, vuol dire che ad esempio vanno a inficiare per una eccessiva presenza di carichi di azoto e quindi anche il problema dei nitrati nelle acque, oppure la classica cosa quando andiamo in campagna e sentiamo quell'odore acre, è odore di ammoniaca, quell'ammoniaca che viene liberata in atmosfera si va a interagire con sostanze che trova in atmosfera e dà il via alla formazione delle polveri fini, le polveri sottili, il famoso PM2. Ecco, quindi Il sì. famoso PM2.5 che sentiamo spesso nominare quando ci sono le domeniche ecologiche e il blocco delle auto, ma in realtà in Italia la seconda causa di formazione di polveri fini è appunto l'ammoniaca che fuoriesce da questo comparto. Caspita, abbastanza inquietante. Ascolta, ma la produzione di carne è aumentata negli anni o è diminuita? La produzione, diciamo, la produzione e il consumo di carne sono aumentati perché è aumentata la produzione, è aumentata anche l'esportazione, è aumentato anche il nostro consumo interno. Faccio un esempio, in Italia negli anni 60 il consumo medio pro capite era di circa 20-21 kg a persona, adesso siamo arrivati a quasi 80 kg. Cioè 4 volte tanto. Si è quadruplicata e questo cosa vuol dire? Oltre ai problemi che abbiamo già menzionato brevemente, dal punto di vista ambientale crea anche dei problemi di salute aggiuntiva, nel senso che è troppo questo consumo, insomma, ci fa male. Noi dovremmo stare invece fermi alla dieta mediterranea che ci vendono un po' in tutto il mondo perché è più salutare, quindi avere una dieta che principalmente è di base vegetale, quindi anche con legumi, insomma tutto quello che è legato a questo tipo di alimentazione, e il consumo di prodotti di origine animale dovrebbe essere un po' visto come un'eccezione, no? Una cosa
un qualcosa a cui fare accesso, insomma, ad avere La accesso, domenica, come non si come faceva una Il, volta. ad il esempio, nel senso classico che pollo dicevo, ci fa arrosto. male anche dal punto di vista della Mm. salute, e poi perché stanno aumentando anche tutta una serie di patologie che sono legate appunto a una dieta che è troppo ricca di prodotti di origine animale. E parliamo anche di patologie serie, tra l'altro, Sì. sì, quindi Sì, stiamo un po' prendendo il modello americano, gli Stati Uniti sono un po' forse il paese dove se ne consuma di più in assoluto, riescono ad arrivare addirittura a picchi di 200 kg l'anno a persona, una cosa inaudita, e è il paese dove a livello di diabete, malattie cardiovascolari, cancro, insomma legato a questo tipo di diete sbilanciate, ovviamente stanno diventando sempre più comuni. Però lo stesso negli Stati Uniti vedo che ci sono delle campagne in alcuni quotidiani importanti, insomma, proprio a favore della dieta mediterranea, con le ricette, con le indicazioni, quindi, insomma, noi abbiamo un tesoro nella nostra tradizione culinaria e lo stiamo un po' snobbando stranamente perché beh, in realtà c'è anche un problema, no, di sovvenzioni, cioè questi allevamenti intensivi sono molto sostenuti a livello, non so se italiano o europeo. Guarda, è un problema un po' generalizzato dell'agricoltura, diciamo così, dei paesi cosiddetti ricchi, nel senso che i sussidi che vengono elargiti al settore, andando poi a vedere nel dettaglio i numeri, ci accorgiamo che vanno a sostenere le realtà più grandi e intensivi rispetto a quelle più piccole, con magari invece una produzione più attenta e più sostenibile. Questo è un po' il paradosso di questo modello. Più le aziende sono grandi, più prendono soldi indipendentemente da quello che producono. Faccio questo esempio perché quando andiamo a pensare appunto che il 70% del suolo è destinato a produrre colture che diventano mangimi invece che pane o pasta, è subito facile immaginare e capire che anche lì arriva una grossa fetta dei sussidi. E è un po' paradossale perché poi andiamo a finanziare un modello che, essendo così spinto, estremizzato, poi ovviamente si porta anche tutta una serie di altre problematiche che poi sono difficili e costose da gestire. Un esempio fra tutti, l'aviaria. Sappiamo che ogni tanto abbiamo queste epidemie e essendo appunto gli allevamenti, il modello dell'allevamento intensivo, un modello dove hai in uno stesso spazio molto ristretto animali geneticamente molto simili che vengono anche trasportati magari da un capannone all'altro, da un allevamento all'altro, quindi diciamo questo è il terreno perfetto per il proliferare di patologie. Certo, Infatti, patologie scusa. che vanno anche poi a riflesso magari a quegli allevamenti che sono più sostenibili e quindi dopo anche loro poi devono abbattere degli animali che magari loro non hanno queste patologie, insomma non riescono a crearle Sì, poiché esatto, diventa più non difficile poi fanno ovviamente l'allevamento. gestirlo. Esatto. E va bene, adesso non abbiamo parlato della sofferenza degli animali, però insomma c'è anche quello, nel senso che poi qualcuno si chiede, siamo sicuri che ci farà bene mangiare dei prodotti che derivano da una sofferenza così, adesso proprio in modo egoistico, non per dire povero maialino o povero vitellino, ma siamo sicuri che ci farà bene mangiare un prodotto che arriva da un animale che per una breve vita che ha avuto, perché poi sappiamo che sono animali destinati a vivere brevemente, e poi ha sofferto così tanto. E poi insomma leggevo che questi animali quando vanno al macello se ne rendono conto benissimo. Beh, diciamo sì, purtroppo c'è poi anche questo aspetto, nel senso poi a seconda, cioè ovviamente ci sono differenze fra specie e specie, però mi viene da pensare ovviamente ai maiali perché sono animali, diciamo così, che hanno appunto un'intelligenza molto sviluppata e quindi si rendono benissimo conto di quello che sta succedendo, ma mi viene da pensare anche ad esempio ai capannoni dove abbiamo centinaia di migliaia di, ad esempio, polli concentrati e nel giro di 35 giorni vengono letteralmente ingrassati e vengono poi mandati al macello con 35 giorni, è un tempo veramente infinitesimale, dà l'idea di come
più che un animale viene visto come un oggetto quasi da pompare, scusatemi il termine, diciamo così, anche poco carino. E quindi sì, c'è anche un lato della sofferenza animale non da poco, ma appunto in questi contesti dove accennavamo brevemente prima, poi si arriva anche a utilizzare forti quantità di farmaci veterinari perché appunto le condizioni sono veramente ovviamente borderline. Quindi la soluzione è quella di mangiare assolutamente meno carne possibile, meno carne, io la chiamo implastificata dentro queste vaschette di polistirolo col cellophane, e magari di cercare, se si vuole mangiare carne, quegli allevamenti un po' più sostenibili dove tengono in vita l'animale in un allevamento un po' più di benessere per l'animale stesso, no? Sì, diciamo che un po' la parola d'ordine dovrebbe essere meno e meglio, cioè dobbiamo mangiarne di meno di questi prodotti, bisogna appunto quando si fa questo, diciamo così, questa eccezione andarle a cercare che sono appunto frutto di una produzione diversa, proprio qualitativamente diversa, che qualitativamente diversa vuol dire per tutti, anche per l'animale stesso, di provenienza, e renderci conto che appunto il pianeta Terra è uno e quindi sono risorse limitate, finite, non infinite, e quindi dobbiamo cambiare un po' il modo in cui produciamo, quello che produciamo e anche quello che consumiamo. Quindi dobbiamo un po' rimetterci nell'ottica di tornare a diete che ci fanno anche più bene, quindi che ci danno meno problemi di salute, quindi principalmente a base vegetale, ma che non vuol dire diventare vegetariani o vegani, vuol dire solo ridurre, ritornare a un livello di consumo che sia sostenibile da tutti i punti di vista, quindi di salute ma anche di ambiente. Non ultimo, non dimentichiamoci anche l'aspetto climatico, perché è un tipo di produzione che ovviamente ha impatti anche dal punto di vista poi di gas climalteranti, e quindi insomma è un altro elemento che va anche a contribuire ai cambiamenti climatici che poi diventano lo stesso, un po' anche il problema dello stesso settore. Perché i bovini emettono un sacco di gas, no? Beh, i bovini sì, sono forti emettitori di metano, ad esempio. Metano. Ma è tutto, diciamo così, ma in sé è il sistema in sé, no? Che implica una serie di emissioni, perché si deve andare ovviamente a far spazio per creare aria disponibile per pascoli o per monoculture, per produrre mangimi, ovviamente tutto un sistema che va a aumentare le emissioni in generale. Le stime della FAO a livello mondiale danno intorno al 14%, diciamo così, la responsabilità degli allevamenti rispetto alle emissioni climalteranti. Quindi non c'è che da ridurre per stare meglio e per far stare meglio anche l'ambiente che per ora ci accoglie. Sì, ma anche i nostri stessi agricoltori e allevatori, perché spesso in questo modello, in questo sistema attuale dove nonostante gli aumenti del prezzo che vediamo ovviamente anche dei prodotti alimentari come stiamo vivendo nell'ultimo periodo, comunque il prezzo di questo genere di carne, per fare un esempio di carne, non rappresenta e non tiene conto di quelli che sono gli impatti che abbiamo anche a livello sanitario, ambientale e esterno. Quindi andare a ridurre questo consumo vuol dire farci anche un piacere a noi, ma andare a aiutare la transizione di questo sistema, di questo modello, e quindi permettere anche agli allevatori di non essere costretti in un ingranaggio dove o producono sempre di più o il massimo possibile per stare a galla perché non riescono neanche a ottenere una remunerazione dignitosa per stare a galla, perché appunto sono parte di un sistema industriale che non è sano da nessun punto di vista. Una transizione verso invece un modello che riduca in quantità, aumenti la qualità e paghi il giusto prezzo, riesca a remunerare il giusto prezzo, permetterebbe appunto anche a questo comparto di stare più, di fare un respiro e lavorare sì, ma lavorare sempre senza, diciamo così, la paura di dover chiudere baracca e burattini da un giorno all'altro, perché non è in grado ad esempio di potersi più comprare risorse agli input che gli sono necessarie, perché da un giorno all'altro hanno cambiato o triplicato il prezzo. Certo. Sì.
Anche perché un pollo arrosto che costa 1,50 euro, insomma, dobbiamo domandarci un attimino il perché costa così poco, quindi Ecco, da diciamo, eliminare un problema, subito. esatto, una domanda andrebbe fatta. Esatto. Va bene, allora meno è meglio e seguiamo Greenpeace e in bocca al lupo e buon lavoro per tutte le vostre attività. E sosteniamola quando possiamo, perché ricordiamo che Greenpeace non viene finanziata dai grandi produttori, ma solo dalle persone che condividono la filosofia di un rispetto per l'ambiente, perché solo uno abbiamo per il momento. Ecco. Sì, esatto, grazie davvero. Grazie Federica, buon lavoro. Grazie. Make it full of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, get me some money too. You're sitting down, I wonder what it's all about. You ain't got no money that you pull you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, get me some money too. Now feel and prepare to 80 years ago. You wanna be a wonder now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, get me some money too. Get out of here, get me some money too. Why don't you do right like some other man do? La musica, eccoci qua, nuovamente tornati e finalmente abbiamo Angela. Non so se prima ho detto Agnese, ma si chiama Angela Davis Loconte. Buonasera, ciao Angela. A tutti gli ascoltatori di Radio Nostra, io sono felicissima di essere ospitata in questo programma, grazie. Grazie. Saluto Rossella. Grazie per essere con noi, ci piace molto il tuo Angela Davis, ci piace moltissimo, promette bene. Promette bene. Ascolta Benissimo. Angela, tu sei adesso in questo momento? Io sono a Roma. Ah, a Roma, e quindi vivi a Roma. Raccontaci un attimo di te perché noi ti conosciamo poco. E niente, raccontaci, abbiamo ascoltato i tuoi brani, sono molto belli, anche di jazz qualcosa, no? Esce fuori. Sì. E Sono molto contaminata. Raccontaci un attimino la tua storia. La mia storia, vabbè, comincia in Puglia. Io sono nata in Puglia, a Cerignola. Dove ci sono le olive? Sì, c'è anche il paese di Vittorio, di Zingarelli, hanno fatto lì la cavalleria rusticana, quindi insomma tante cose, tanta roba. E sì, poi sono, diciamo, vissuta fino ad ora, vivo ancora adesso a Roma e sono cantautrice e interprete. Mi piace tutta la musica, quindi canto tanto e canto anche, diciamo, molto la bossa nova, il jazz, insomma, tanti generi, anche il pop. Il mio è anche, diciamo, un modo di comporre un po' eclettico, quindi pieno di contaminazioni. E questa volta sono uscita con questo singolo che si chiama Reflesso. Sì, che sei uscita un paio di giorni fa, insomma, no? È fresco.
fresco fresco. Insomma, sono piena di collaborazioni, ho avuto tante collaborazioni e nel corso della mia, insomma, carriera artistica ho collaborato anche, diciamo, molto con Alessio Bonomo, che adesso fa una supervisione artistica del mio progetto e lo fa assieme ai miei due fratelli, Michelangelo e Pietro Loconte. Michelangelo è una star internazionale e in Italia non è conosciuta, quindi vabbè. ovviamente Ci dai, va bene, delle notizie in anteprima. sì. Oltretutto oggi è il suo compleanno, quindi gli faccio tanti auguri augurone. da qui. Auguri anche da parte nostra. Grazie mille. E diciamo che questo singolo è proprio un singolo che fa parte di un grosso progetto discografico in cui appunto le collaborazioni sono tante, tra cui anche quella di Ferruccio Spinetti degli Avion Travel e Mimì Ciaramella, quindi ho diciamo 2/3 degli Avion Travel nel mio progetto. Bene. Ma ascolta, questo mescolare un po', abbiamo ascoltato prima il brano Le Serrure, no? Sì. Hai questo, Sì. no, dove mescoli un po' di italiano e un po' di francese. Di francese, E sì. sul prossimo brano che mettiamo, che è l'ultimo disco, Reflexo, là mescoli anche un po' di portoghese, un po' di italiano. Questa tua, non so, caratteristica di inserire un po' di lingue sulla canzone? Deriva dal fatto che deriva da un omaggio che voglio fare a diversi generi musicali che mi sono stati, diciamo, molto cari nel corso della vita, e la musica francese e tutto il Brasile, e tutta la musica brasiliana che ancora canto. Sì, il mio progetto è eclettico anche appunto dal punto di vista linguistico. E poi, insomma, non sono insomma, la prima a fare questo tipo di esperimento, ricordiamo, non per paragonarmi assolutamente, però ricordiamo Battiato, insomma, e altri che hanno fatto anche questo tipo di contaminazioni, anche linguistiche. Quindi sono felicissima di portare avanti questo essere cittadina del mondo. Ecco, Ecco, brava, Anche- infatti stavo per dirti, in questo momento no, questo momento che ormai sta diventando anche un po' lunghetto, no? Di nazionalismi spinti, così invece appunto un'apertura verso il resto del mondo con la musica, con le canzoni, con la radio come cerchiamo di fare noi nel nostro piccolissimo, ecco, Sì, e così ricordarci che esiste anche il resto del mondo e che la diversità è una ricchezza, assolutamente, quindi assolutamente. Io sono molto filo Moren, quindi da questo punto di vista. Bene, E- io sì, no, volevo chiederti, ora suoni le prossime tue uscite, così ovviamente sarà nell'arco del laziale, zona di là, oppure esci anche un po' in giro per l'Italia? sì, sto tentando appunto di generare questo tour che comunque toccherà insomma diverse città italiane. Quindi non è ancora pronto, quindi non posso dare anteprime, però Mm. diciamo, ci sto lavorando anche bene. Bene, allora per seguirti tu hai un canale YouTube, ho visto, dopo? Sì, Sì, e dopo eh, dillo, che così. sì, Angela Davis Loconte, sì, su YouTube, su Spotify, io sono uscita su tutte le piattaforme online e devo dire grazie ad iMusician Digital e soprattutto ringrazio Anna Dirella che diciamo, ha curato appunto questa distribuzione a livello diciamo proprio di piattaforme, quindi a livello mondiale e sono felicissima insomma. E quindi ho i miei canali che sono soprattutto Instagram, Angela Davis Loconte e Facebook e poi chiaramente Spotify, insomma tutto quello che riguarda Sì, sì, eh, tutte le piattaforme tutte dove le piattaforme, sì, si ascolta e si sì. vende, si acquista anche la musica. E i dischi è difficile farli, no?
Cioè non È vanno più di moda. difficilissimo farlo. Ah, Sì, e costano tantissimo a fare. sì. Piuttosto si fa una scelta di stampare in vinile certe volte. Mm. Addirittura. Sì, perché il vinile riporta all'importanza di Di avere ascoltare la musica. materialmente, sì, sì, No, ma è vero, in qualcosa effetti è vero. ci mette. Quando tu hai un vinile, tu lo appoggi sul Sì, giradischi, ti siedi e ascolti, no? Mentre verissimo. con, mentre con le piattaforme, sì, la puoi sentire in qualsiasi momento, metti le cuffiette dal telefonino, però fai anche altre cose, no? Cioè, mentre gustare la musica dal disco è anche tutta un'altra cosa, insomma, l'ascolti proprio veramente in tutti i suoi particolari, insomma, no? Almeno Verissimo. questo è un po' quello che mi succede a me e a tanti, insomma. Credo che sia esperienza comune, sì, Sì, sì. appunto. Va Sì, bene. E però ci sentiamo a Reflexo, l'ultimo tuo pezzo che lo ascoltiamo adesso. grazie. È che il vento ha smosso sogni mentre il verso del tuo ego ora ha un'altra direzione, senza sosta rovistare tra ragioni, la ragione di un leggero smarrimento da quel solco che hai scavato sul tuo tempo. Como vasos comunicantes do desejo de amar. Como vasos comunicantes do desejo de amar. E che non consente fuga alla tua voglia trasgressiva, se la mente sta puntando una nuova direzione, se distanze tra pareti nell'inganno di un pensiero sono aria che attraversa inesorabile la vita in un respiro. Como vasos comunicantes do desejo de amar. Como vasos comunicantes do desejo de amar. Ma tu ferma la tua mente, ora un'altra direzione, rovistare tra quei sogni di quel vento senza sosta la ragione. Ma tu ferma la tua mente, ora un'altra direzione, rovistare tra quei sogni di quel vento senza sosta la ragione. O reflejo da agua, un espejo da vida que transporta nuestros corazones como vasos comunicantes do desejo de amar. O reflejo da agua, un espejo da vida que transporta nuestros corazones como vasos comunicantes do desejo de amar, do desejo de amar, do desejo de amar. Eccoci qua, Reflexo di Angela Davis Loconte, abbiamo ascoltato, è presente con noi Angela, eccoti qua.
bello, bello, atmosfera appunto brasiliana, il brano. Usi tanto il trombone, usi tanto, adoperi tanto il trombone come strumento così solista. L'ho sentito anche sulle altre canzoni. Il Sì, trombone che diciamo chi è Luciano Pischettola, giusto? sì, Boh. giusto. Mm. E bello, insomma, viene da riascoltarlo più volte e dico a tutti riascoltatelo più volte, insomma, anche sulle piattaforme digitali liquide, come si dice, no? Adesso è la musica liquida. Sì. Io, diciamo, questo brano l'ho fatto per un motivo, perché appunto sembrava giusto nel pieno di un cambiamento, diciamo, non riportare alla luce situazioni che magari non stai vivendo più e quindi che ti condizionano in un certo senso questo viaggio, questo cambiamento. E ho utilizzato la Saudagi proprio perché mi sembrava lo stile giusto di idea di partecipare a questa festa della vita senza diciamo lasciarsi troppo andare ai ricordi e quindi rimanendo in contatto con se stessi. Era questa la mia idea. Beh, insomma, ci si sente, è riuscito, insomma, è un bel prodotto, un bel brano, bella musica. Io ascolto sempre prima la musica e poi i testi, non so se, se faccio bene, ma comunque... Benissimo. Quello che in effetti io i brani, le canzoni, prima di impararle ce ne vogliono, perché ascolto prima la musica. Bella, complimenti, aspettiamo il prossimo allora. Speriamo, La prossima sì. uscita del Speriamo prossimo presto perché brano. diciamo che il progetto vorrei tanto farlo uscire in primavera. Quindi, Bene, ma abbiamo il tuo Agnese, capo stampa, che ci avvisa, Agnese Ermacora. Ermacora, che ci avviserà sicuramente. Anzi, chiedigli poi, più volte gli ho chiesto se faceva l'intervista, ma non vuole, non vuole partecipare. Vabbè, tenterò ancora di chiamarla. Va bene, grazie mille Angela e niente, ci risentiremo quando avrai il prossimo brano nuovo che uscirà, ti chiameremo sicuramente. E in bocca al lupo per tutto. crepi il lupo. Anzi, viva il lupo. Viva il lupo. Viva sempre. Ciao Angela, grazie. Ciao. Grazie a voi, grazie a tutti. Radio Nostra è qui con te, accendi il cuore e ascolta che c'è. Dal microfono voliamo via, tra notizie, musica e poesia. Radio Nostra è la nostra voce, il mondo gira e lei ci conduce in 80 giorni o anche di più, ci porta lontano, non torna mai giù. Ambiente, spettacolo e verità, su Radio Nostra la libertà. Radio Nostra è la nostra rotta, tra onde sonore la mente raccolta, un giro del mondo in ogni puntata, la curiosità è sempre invitata. Non servire un biglietto, solo ascoltare. C'è chi racconta e chi sa sognare, da qui partiamo senza confini. Radio Nostra
ti apre i cammini. Radio Nostra è la nostra casa, dove la mente mai si riposa, ogni domanda trova il suo perché. Su Radio Nostra succede di tutto, succede con te. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella. Vi aspettiamo a martedì prossimo. Bene, anche la nostra voce automatica ci ha ricordato, lei dice in studio, ma noi siamo sulla navicella del pallone di Radio Sembra che Nostra. sappiano tutto questo dell'intelligenza artificiale, ma non è vero. Esatto, non sanno un piffero. Bene, c'è il ponte del 1° maggio, su coraggio, buon concerto, ci sono concerti poi in giro dappertutto e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. No, Cosa a ci abbiamo? martedì. A martedì prossimo. Sì, dimenticavo perché il mercoledì domani c'è il Persighi. Ormai sto facendo confusione tra giorni. Qui Non so il più giro del se... mondo è un po' geloso, la se il Montatina è un gi- po' gelosa di questi perseghi, perché Esatto. E sono ancora acerbi un po'. Aspetta e vedrai a luglio che bei Persighi che abbiamo. Bene, a martedì prossimo. Ciao a tutti. grazie a tutte e a tutti.